Il quarto d'ora accademico è già passato, quindi possiamo... Bene. Buonasera a tutti e benvenuti a questa 10ª edizione di Pulse in Rima. 10ª e, lasciatemi dire, forse ultima edizione. Vi spiego subito perché. Ultima edizione almeno per come l'abbiamo conosciuta e strutturata fino ad oggi. Ormai infatti siamo rimasti in pochi a scrivere nuove poesie e alcuni degli autori più recenti, abbiamo alcuni nuovi poeti che stanno scrivendo, ma nonostante la garanzia dell'anonimato magari preferiscono ancora non condividere i propri versi. È per questo motivo che sentiamo il bisogno di cambiare formula da questa manifestazione, forse rendendola biennale, integrandola maggiormente al concorso poetico del sistema bibliotecario che tornerà il prossimo anno, oppure magari tornando alle origini, leggendo le poesie dei grandi poeti pulsesi del passato e magari ospitando importanti poeti sardi contemporanei. Posso dire che l'esperimento del nuovo fughile poetico, nato proprio grazie a Pulse in Rima, dopo il primo boom dei primi anni non è decollato, insomma, diciamo così. E la manifestazione ha quindi esaurito la sua funzione originaria di archivio poetico della memoria. Ormai le poesie del vecchio cenacolo praticamente le abbiamo recuperate quasi tutte, insomma, o tutte, quasi tutte le abbiamo lette. Forse quindi adesso Pulse in Rima potrà trasformarsi in un laboratorio di sperimentazione poetica sempre aperto a nuovi poeti, ma con nuovi orizzonti e nuovi territori da esplorare. Potrebbe trasformarsi in un luogo di incontro tra comunità lontane, ma unite da tradizioni e radici poetiche comuni. Dovrà diventare una serata dedicata interamente alla poesia in tutte le sue declinazioni, un po' come questa 10ª edizione, che vuole essere una festa per celebrare l'importante traguardo raggiunto da Pulse in Rima e rendere omaggio a tutti coloro che hanno reso possibile questo cammino. Ospite infatti di questa serata sarà il tenore Populus Sardu di Oliena, che ringraziamo della loro presenza. E loro ci onoreranno di interpretare alcune poesie di autori pulsesi, sia di ieri che di oggi, oltre che alcuni brani del loro repertorio. Saranno con noi, come sempre, Nathan, Clara, il concordo della confraternita di Santa Croce, che vedo Gabriele di là, Rolando, che con la sua chitarra accompagnerà Gian Daniele in una esibizione di canti sardi. E infine, non per ultimo, ma perché anche si esibiranno alla fine, il Sozio de Ballo Pulsesu, che si esibirà in un ballo a Boghe. Un grazie, facciamo i ringraziamenti già, perché così poi se no mi dimentico. Un grazie va a chi ha visto nascere questa manifestazione, quindi zio Edoardo, che l'ho visto da qualche parte, è arrivato. Un sentito ringraziamento invece va al sindaco Bernardo Obinu e alla sua amministrazione comunale per aver creduto in questo progetto promosso dalla biblioteca e per averne sostenuto la crescita e l'evoluzione nel corso degli anni. A tutti i poeti del passato e del presente va il più sentito ringraziamento, perché è grazie a loro, alla loro instancabile produzione di versi, che Pulse in Rima ha potuto raggiungere con entusiasmo e costanza la sua 10ª edizione. Un ringraziamento speciale va alla famiglia di Antonio Cubeddu per aver contribuito con ricordi e aneddoti preziosi al recupero dei versi dei poeti che frequentavano la storica calzoleria di Carrella di Simpresa, che era il vero cuore poetico della Pulse di un tempo. Salutiamo
zia Cisca, che per motivi di salute non c'è. Grazie soprattutto alla Proloco di Bulzi, senza la quale le ultime edizioni, ed in particolare questa, non si sarebbero potute realizzare, quindi un applauso anche alla Proloco. Un grazie anche al sistema bibliotecario dell'Unione dei Comuni, all'Unione dei Comuni e alla Comes, che è la cooperativa che gestisce le biblioteche del sistema, tra cui quella di Bulzi, per aver scelto Bulzi in Rima come contenitore del concorso poetico promosso dal sistema stesso e ispirato ai temi dell'Agenda 2030. Il concorso tornerà poi il prossimo anno. E grazie infine a tutti voi, agli ospiti di questa manifestazione e delle varie edizioni, a chi ha collaborato e sostenuto e creduto nel valore di questa rassegna poetica. Grazie per averla resa un appuntamento culturale vivo, partecipato e radicato nella comunità. Da parte mia continuerò, anche solo per passione, a raccogliere, catalogare ed archiviare tutte le poesie che i poeti vorranno generosamente condividere. Questa 10ª edizione vuole essere un riassunto di 10 anni di poesia, passione e memoria, a testimonianza della ricchezza del patrimonio poetico bulzese e della sua vitalità e continuità nel tempo. Quest'anno abbiamo una piccola novità, che sono le magliette, le abbiamo chiamate le magliette poetiche. È una selezione di 5 poesie, sono magliette di 5 colori differenti, quindi chi volesse avere un ricordo della giornata, insomma, o dei 10 anni, può acquistarla al gazebo. Lì la maglietta costa 10 euro. E inoltre abbiamo raccolto in un secondo volume, il primo volume l'abbiamo stampato nel 2020, di Bulzi in Rima, quindi la raccolta di tutte le poesie che sono state lette dal 2021 a quest'anno. Nella parte di quest'anno non ci saranno tutte le poesie che verranno lette oggi, perché per problemi tecnici ovviamente di stampa ho dovuto mandare in stampa il libro qualche mese prima rispetto alla scelta definitiva delle poesie, però c'è una selezione di poesie anche per il 2025. Il libro è stato realizzato dalla Proloco con il contributo del Comune e dell'Unione dei Comuni, ed è disponibile con una piccola offerta sempre lì al gazebo. Posso dire questo, che Bulzi in Rima ha donato l'immortalità ai versi dei poeti della calzoleria e alle nuove rime del foghile. Ci ha permesso di raccontare in poesia la vita quotidiana bulzese, mettendo a confronto 2 epoche lontane e diverse. Ci ha fatto capire come è cambiato il nostro paese e quanto, nonostante tutto, resti ancora profondamente legato alla sua anima poetica. Grazie. Adesso iniziamo veramente, dopo che vi ho annoiato, con Nathan. Vuoi tenere il microfono? Salve. Allora, questa poesia che reciterò oggi è del poeta bulzese Angelo Ricciu, che purtroppo oggi non è potuto essere presente. Quindi, per omaggiarlo, leggerò una delle sue poesie dedicate per Bulzi. In italiano. A Bulzi. Le colline intorno alle tue ultime case sono mura fiorite. Bulzi, mia dolce prigione, non sogno lontani orizzonti. Mi bastano i soliti passi negli angoli di sole, a cercare non so che tristezze, non so che speranze. Bulzi, mia dolce prigione. Voglio ringraziare anche ad Andrea Brianda, che mi ha coinvolto per questi 6 anni in Bulzi in Rima, dal 2019. Aveva solo 5 anni da compiere. E niente, continuiamo la serata. Per fare un parallelismo, no, tra le poesie di Angelo che ho scelto questa per Nathan, questa poesia in italiano, e poi una poesia di Angelo di pochi anni fa praticamente, dedicata sempre a Bulzi, e lì vediamo proprio un po' la differenza anche della sua interpretazione del paese.
Ma in italiano? Bello, casomacca. Che andai cascio. Bulzigomo. Saida mia in suo tempo passato tenia da abitante più de Como. Boida non la idea su una domo né gianna né balcone di asserrato. Pizzino Olmeda, unitosi in su gioco, finì in ogni carrella frequentes. Si scolavi piena che ne assentese, e movimento, e ciarra in ogni luogo. Como bulzi noesche che fica, scusate, come bulzi noesco che ficando non esistia da televisione, e per andare chitto a letto dando, Prodonzi coppia, fidi un'occasione. Tanto s'arraida, sa 20-30 ogni anno, come si indesuna il meraviglia, che si è assugato le dire a Sabriglia, anda piano e non bicche su panno. Come s'aldia s'appare in sepoltura, sa de uno desolato camposanto, isticola, venalzo e cagaranto, bigresca in alta, sa che è una grisura. Tutto canto si cantano a dormire e le han sonno che non ninnare. Sospago il chino drommi in produbare e dai domo han deciso di fuire. Come ulzi e persone noi ricco, non più debattono che andate imbarato, e su paesi pare de iboidato che uno putto e abba, tutto sicco. Finita? Sì, tanto. Adesso la serata continua con il tenore Populusardo di Oliena. Prima soltanto una cosa, siccome Nathan forse ha un impegno, le diamo il regalino che è qui da qualche parte. Per ricordo di questi. Allora, dentro c'è il calendario di Bulzi, l'opuscolo della serata, il libro di Bulzi in rima delle ultime 5 edizioni e poi una targa ricordo ecosostenibile in legno stampata con il suo nome e Bulzi in rima 9 agosto 2025, 10ª edizione per Nathan Zallo. Vi ringrazio e si può continuare la serata adesso. Grazie. Possiamo alzare questo? Buonasera a tutti da parte del tenore Populusardo di Oliana. Buon ritorno, grazie a Mannas. Per non usare motivo a questa manifestazione. No. Ite? No, è andato a noi, è da danno. E non solo non sai spiegare, no, sono ora, ma veramente non hanno spiegato queste manifestazioni su spiegare si stava per un anno, ad essere che noi pure siamo appassionati di poesia e ad essere grazie a questa poesia si mantiene la lingua sarda, grazie a questa poesia si mantiene l'animo e il sentito di una vita e in questa vita, sentendo questa vita, l'animo e il sentito di questa gente, di queste persone. Mi sta gradito all'aria di in vita, come sto dando conto, ovviamente si organizzando voi, e mi sta gradito dell'aria di in vita, che andrei ad una in cada vita manifestazione aumenta gusta. A che porta si hanno sul concorso letterario, su questa poesia vengono iscritte, e poi vabbè si ha un piccolo concorso e magari poi si dà una premiazione, ma me da sola sono, mentre si può narrare, anonima non tanto per gli iscritti, ma anonima proprio se poesia, invece che questa poesia le viene dato proprio un animo a che viene musicata, viene recitata e in questa maniera viene di valorizzare, quindi veramente siamo meda orgogliosi e onorados e buon ritorno, grazie e speriamo che non sia da aumentare sul presentatore l'ultima edizione, noi ci auguriamo a largos anni e dello sontaremo pari scuro, in salute.
Bulzi ti abbraccio appassionato, contento di cantare in questo sito. Bulzi te abbraccio appassionato, contento di cantare in questo sito. A meno dai Dio benito, in tutta la Sardegna vento madua. A sabeste sa tua poesia, has invitado has invitado che te saluta che in tanto calore contento di te contento di e che in salute minores e manos la puede dar festa la puede dar festa e che in salute minores e manos la puede dar festare a largos annos. Grazie, questa è una presentata da saluto e detto con su gracia. Omo andiamo a poesia e poi la giriamo a Passo Torrao, a Balluserio, una croba di Andrea Brianda, che si intitola Pro Adelasia di Torres. In questa zona pesce li c'è tutto, è Adelasia di Torres, è una figura che per me naturalmente una figura importante, fino a un credo politico preso sui pezzi a Sardegna. Ed è una figura di conoscere di più in tutta la Sardegna, che sono nota Eleonora d'Arborea e tiene di tutto il suo merito, ma Adelasia di Torres non è del manco. E veramente hanno pulito questa croba, hanno posto a separare alle croba antare, la più separata diretto gusta. E sia su poeta l'ha descritto, non gli dispiace che questa croba me la può mantenere sul repertorio mio e la può andare fino a un'altra occasione, proprio per proseguire a spargere sull'umene di Adelasia e per avere veramente una croba meda bella e scorrevole, paredata vero appositamente per il suo antatenore. Quindi grazie Andrea Brianda e grazie a voi se siete ascoltando. Giudichessa de Torres e reina dell'Oceano Anglona e Logudoro.
giudichessa de Torres e reina de Oceano, Anglona e Logudoro, e de Caddura puro con decoro, angelica figura eroina. De esa sardigna femmina divina, vestita che in broccato, noi sedaio, vestita con broccato, noi sedaio, imperatrice puro incoronata, incastro e ampuria, poi acclamata, incastro e ampuria, poi acclamata, Muzzere de Visconti de Caddura, con obbligo la debito sposare. Caso regno si debbi a salvare, unido a San Montana, unido a San Montana, e con diplomazia e con diplomazia e con bravura, Sospisanos a devido accettare, Sospisanos han demandare e per accettare, Sospisanos han demandare e per accettare. Pero triste esa sorte les tocada, cando viuda pizzi inestimbarada. Ma su papà la quiere coyuvare, quien no servo fedele devoto, Masor de Pisa si ponen in moto, Masor de Pisa si ponen in moto. Masor de Pisa si ponen in moto, Masor de Pisa si ponen in moto, su marido le quiere amare, su marido le quiere. Su marido le quiere agattare, me sa che ne può dare, me sa che ne può separare, ma in sodere vi ha fatto in sodere vi ha fatto ma in sodere vi ha fatto covi su de giardina, maraconi su de giardina. Con i suoi giardini, minardara regina, minardara
dama de la Siarena, imperadora de Sardiña, señora, Loren de Sardiña, señora de Valón, ya sorte mayo, la piden favor. De la Siarena, imperadora de Sardiña, signora de valore, sa sorte maia sapid in favore, ar vivid in tristura, intro e afora. E sola deve imparare ancora, arrestato Ana per in Burgo ritirata, in ardara riposa sotterrata. Grazie. Bravo sor del suo gruppo. Complimenti, intanto. L'altra la facciamo dopo? O no? L'altra la facciamo dopo? Sì, uno finale, uno alla fine, uno. Avevo previsto 3 interventi. Tre vallate. Perfetto. Ma parliamo noi e poi. Prosto cantando de Bulls in rima. Magari cantando. Prosto de ganno de Bulls in rima. E ho passato su spicitto so in domo. Bulls in rima raggiunta sol de gannoso. Da Garrella s'impresa a Santa Rughe, declamende sul verso de sos mannoso, chi brillano che stella e non tal rughe. Sos poeta al moderno, sun sighendes di strada che sul mannoso han tracciato, versos e rima a sighini scriende, pro dare a Bulls in rima un usidato. Pro ghimbare perenne in sa memoria che in Bulsi, ca poeta al de talento, e de Varnasu meritan sa gloria. Sono Rocco, Buvone, e l'imbidentus, antiguinzateri con adoria, tundidore con Palmiro in s'aposento. Vicario con Barone e Paneteri sono invece buffane su Zilleri. Col testo di Andrea Brianda. Sardigna mia, trista e scolorida. Sardigna mia, adri, stai scolorida, divisa vatta canto rozzigata. Semus torrende a se poca passata, de gente ginda proda da bramida. Da edottusas alas perseguida, da esos invasore bersagliata. Innanti sos iberico lontanos, como que sono sos americanos. Si me lo callare sempre, Giuseppe.
Derisi cartaginesos e pisanos, o francesos, o e fenicios, o spagnolos, o a trumas falansos italianos, o babbos e fizzos, fizzastros, fizzolos, o per non lasciare curare a sossolos, o males antigos, scusa nostra almanos, o bennidos unuateros signores e compromissas de meda miliones, e itenos undende a noi sardos, calchi vostu con provagos o isgarzones, o buru a suerare in furros caldos, o arrustende a sispidus o sanzones, pro girare o nostro olbidatones, s'agguidano il dana riguardos, o puru all'olmirare dai vesu, proibidos devi passare in meso. Dai costa paradiso a Sismeralda han fatto istradas e villal de lusso, un mare de cimento dotto gussu, che guasto a sa vera terra sarda, te s'aspetto de terra bastarda, accanto varede han pago discorso, provago sardo sa gente mischina, se il barattende costera e marina. E penso e torraso o tempo lontano accanto ca giocato invasore la sende che si imprenta e su dolore saracenoso e turcoso e pisanos como dominan sos americanos fin sal de mares un comporadores e mi domando cantan a pensare a su gandato, a su ganada de dare. Si nomina Vega. Tu sei a mezzo. Grazie. Istimata poesia di Domenico Pinna. Povera, malandata poesia che in altura scorria in suo passato, sura maligna che l'ha despuntato sa salasa e derrota in carestia. Oe su mondo espiene malia che non rispetta manco su sagrato, su buono tempo in male è standato, tanto che abbonda sa malazenia. Custo ma posto de mala armonia e malo modo mi cada tristato, chi s'anima ma posto in angustia. Puro sugoro ma me da affannato, bidende, sistimata poesia, che sti spirende, che pische luato. Con affanno, a cabende s'agonia, piangende a succutto, su passato. Domenico Pinna, Polaponato? Sì. Vi chiedo una cortesia, un po' più di silenzio perché qua sentiamo un po' di brusio e ci dà un po' di fastidio chi deve cantare, chi deve leggere. E poi va chi deve un tai tai a Savine e Gasi non può distraccare se no Baldone sa in mano infatti De Francisco Pinneddu sol verso il mioso. Poveros verso il mioso assuentu, betato senza metta e senza antu, in s'infinito spazio con tanto dolo profondo e misero lamento. Privol de musa, nobile ornamento, urren solos, con osciol de pianto, rimpiangende con su coro affranto, su passo fatto, ogni ora, ogni momento. Prima de tale olu fini appunto, quasi certoso de raggiungere pronto su Parnaso, e se tende in oro vinto, restato su invece con presunto timore di riceve qualche affronto, in saera bolende
pro istinto. Palmiro sardu, si aian sul verso mio. Si aian pottido sul verso mio, illustrare sul diverso il tempo de si storia e arricchire gunzetto, onore e gloria e spiegare alto il valore di amare. In un mondo airado e pieno di furore, di annichilido, ad insegno e fantasia, dessa miseria umana di sacrada e pia, che vive non faghe con dolore. Fino al suo mondo ogni cosa, memoria passata e presente, bruia da in coro che anima ardente, che svani presto, fragile e piedosa. Non fetta s'umanidade, arriscato movimento, ma dorrede a sa prima sua natura e l'esse frisca in sortusa virtura e annoso le cose più de ghetto. Torramos a Santiga, compare Trinchetto, Sauropiana. Trinchetto? Trinchetto, manca di una N, dai. Trinchetto. Su tempo de sos mannos est andato e giuttus i cammilli tradiziones e l'assendono solo pago ladrones e in su paeseddu solo e acheghinado. Su tempo e sos ammentos est torrado de contos in carrelas e costeras con limbas de minnannas cantadoras feminal valentes in su sagrado. Su popolo bulsesus è stabido che senza sos ammentos ista mudo che n'abrio solo e pregiunido. C'amore lento lento, poveretto. Torramos a s'antica tradizione de contos sezios in carrela. Un ubando pro sa votazione de Francisco Ozzano. Che zucca comporare andata a sa botteghe Giovannino Gasio pro fortuna pro destino come a che fidu merce cambiare come a che fidu merce cambiare d'enzende a Garzone Costantino, che solo non poteva bastare, Antonietori e signor Sanna sono presentes in s'intrada e Saianna. E Salvatore Gosso, a pompa vatta, e sempre servente sa erdura, a sattera bestia Antonisatta, chi si creia sa cosa sicura, da passato una bertula in piatta, si gendesila a domo addirittura e da voi pro torto o pro reglione, da portato a su sogro porzione. Istevene cubeddu con piaghere e standato pro bila ritirare, da chi non si la potti da giuare, ha chiamato in aggiutorio samuzere, su ennero pro diritto e pro dovere sta andata a doma alla gattare, ponitela in soru e sa porta, che ha da servire per una terra orta. E Antoni Madria ha succonato de braura dremia che canna, e zio Salvatore arrabbiato da capito s'azzucca d'antumanna subito a Francisca chiamato giga la domo a Salvatore Sanna in arabilo da parte mia che non de chiede d'Antonio Maria. Pedro Mulalza imborulato da capito s'azzucca ammontonata a Ue Giannicola che sta andato un'endeli chi si la era ritirata chi non la ia sta domo affittato proprio la era azzucca pienata dando Giannicola Burrubasciu che la rimusa a intro su galascio. Paolino Viana e Peppe Hispano proteggian sa zona e con cattile, tenian sempre su codice in mano che vine studiende in sul civile, sempre nalzende male a Pedro Ozzano che vi buono a stare in su voghile e Pedro Ozzano attento sa verdigia e isso so alleato con coricia.
e Salvatore Gossu e Berraldino, si lana in paghe ritirata di mente della perdere in camino, lana in saccesta bene collocata, da voi cana pieno su un cestino, cussa lana a manunta regalata, se spero che vedi interessato e sprocussu, chi sa parte l'ha dato. Pedro Piga su vizio acciamato, con su carro procchi la leare. Da chi la vita a chicca ha preguntato, a vita si buona a mandicare e Pedro l'ha risposto arrabbiato. Costa non la deve s'arribare, buona lingua sate saianna che si bidorro, esci più in manna. Cantoni e tori, tanto ha fatto che il kende votto si sgangarata, da capito sa zucca ammontonata, si sposta a caldo e besci diretto, caissu, più il dedotto l'ha gustata, che si stato 3 diese in su letto e pro lo consolare l'ananato, caian sa si scheda s'annullato. Voi esponete l'impotere Deo, fachite causa e fachite prudenzia, leate tutto su parere mio. Bella questa, eh? Fino a tanto sei votazione se fini combattita già. Andrea Brianda a Solbarone il desuento. Sulla suento, bruglia su sole. Sun Solbarone se sempre comandente, affamichende sa povera gente, commente vaghiano anticamente, trivaglioso e dinari promitende, sulla suento, bruglia su sole, e attero il famidos invasore, sa Sardigna si chiede incomporare, provannelloso e palo semenare, sigarette in dessa terra salvadorese, sulla suento, bruglia su sole, suento come che catturare con mulino, scarrivini a sughelu, chi puru Don Chisciotte con reselu, non si vede animato di lottare, sulla suento, brucia su sole, con ogni pidatone comporende, su traende, sa terra sulla ore, chirchende di su sole su lugore, su cussa terra nostra distruende, sulla suento, bruia su sole. E d'ogni salto cherene allogare ponzende pannelloso e mulinoso ispostende su un puruso strainoso ca con suentu cheren balanzare sulla suentu brucia su sole nalzende chiana imprigionato salughe de su sole con suentu zentaglia che espriva de talento a calchisardo sana comporato sulla suentu bruia su sole mirate chi s'usarduno il macco, sicuro il vivente incatenato, se scomo finalmente despertato, cansato, e il de vaghe su terracco, sulla suento, bruia su sole. E su un dughento mizzas, as persone, se chi saprato bello, han già frimmato, su popolo de pinna se sta armato pro che ogare sol novo il barone se sulla suentu brucia su sole non potite scomporare suentu né manco de su sole e su calore de so sardo si imbara su dolore de sa Sardigna totta su lamento sulla suentu rivoluzione chi brucia su sole sos invasorese no che basta? E me la sono prestata, sono dei... Già di la torno da voi, Sono dei matti, sì. Possiamo... sì. Ahí hemos una palla de pesadas a
a Boeseria e poi andiamo a un'altra croba del suo repertorio di gusto zero, una croba di Angelo Ricciu, e si intitola A un anni. È un ottonario e quindi sta bene a andare a ballo l'estro. E tesa poesia s'allontana, bella immagine veda e non E tesa poesia s'allontana, bella immagine veda e non toccata, un raro desejo, una mirada. E tesa poesia essa lontana, bella immagine bella immagine una mirada, un rayo de sole esa ventana. Coste Rubenistorra, puzzone tu delicato, a su ergolo pudado, con su zamben in petorra, che in su zamben in petorra. Benistorra nanni caro, voladore solitario, a cantare che canario, tras fozar de solaro, tras fozar de solaro. Canta stanno passato, solo a pitta una ranedda, casa a terra finnighedda, caso loco fibroiato, caso loco fibroiato. In sa storia, brinchittende bicolende, tutta palpito stimende, carchi vile casadore, carchi vile casadore. Tornano a su cortile, tornano a su cortile, tornano a su cortile, chi demme le agata rios, in su coro vizor mios, che na frunden en bullile, che na frunden en bullile. Maria Domenichetto, no lor deve non ti mire, cana la stimme occhire, pinza sono poveretto, pinza sono poveretto. Non vi torres a foresta, non vi torres a foresta, non vi torres a foresta, cabaccoros che suppighe, e si va di saperdighe, fa che na tiesa vesta, fa che na tiesa vesta.
Venida sul balcone, venida sul balcone, venida sul balcone, ti estamos carchirano, etta da parre il verano, sa più geli di stagione, sa più geli di stagione. Grazie. Adesso vi facciamo sentire con Clara, poi facciamo l'intervento finale con un vostro pezzo. Sì. No, lo facciamo in chiusura. Vi facciamo sentire con Clara invece quello che succedeva. È sparita là prima. Cose? Ce ne manca una. Eccola. Forse è questo che è caduto mentre stavamo per cantare. Sì. Praticamente è diciamo gli scontri che si verificavano tra i poeti della calzoleria. C'è solo un piccolo esempio, sono solo 2 poesie, e poi gli scontri dei poeti moderni. Francisco Vigureddu, sa situazione attuale. In questa nostra sarda regione regna sa malavide, sus ingannoso, confrontando sa situazione, sa gente pensa solo a fare dannos. Pretende solo il stipendio al manno senza si maltrattare sa persone, pensano di andare in pensione prima di arrivare a barantannoso. Como vi un solmanno retiradoso, soschivin fizzapezzo contadinoso, abbandonato a essa agricoltura. Giovanoso in s'industria occupadoso con astuzia, furbo, il malandrino su eran pago, con sa vaga sicura. Questi in fabbrica non pensato mai, secondo me, purtroppo non si può vedere che male va dato su eran pago, cosa che lavora in fabbrica. Ma si Francisco Vigureddu era che vedi. Hai un'idea a Salvatore Gossu in risposta a sa sua tundidore gli risponde da Salvatore Gossu: Francisco Vigureddu e tundidore volan più in alto e sa corronca de su cucumiau e de sa zonca canalas fortes e de superbo astore s'ambizioso un pare con barore ambicco muzzu e tenala monca, sono li zero solamente in conca, cantellizeri e ardu nuviore. Sun brivol de poetica salippa e progrussu pighenda su Parnasu, Sarrene a Mesuosta e Montetippa, in ue si sun frimos ai zeddu, e da che san su coro posto in pasu, movene verso su monte Giannicheddu. Asso Sparnaseddoso, barone, che poi è Marco Piana. Comoghi de su Parnaso a Bertu Mazzi su Frisciu, ha preso su vostro giudicio, rispondo che mi pare su caso. L'estro sezzi si stato a giudicare sa poesia, chi nell'icona ispiraia, custo il verso so blasonato so. Buffone e l'imbidento che correggite su mio poetare pensate a studiare asie e rezzi su vostro intento. Puru vicario e tundidore votano e declarano male, mirate chi donzi scrittore stu nomine mortale. E un alzo, so sincero, sa poesia non è su mio forte, custa di grascia m'ha dato usa sorte, non so certo poeta, vero? Mirate dunque a sa mia onestade in cussu chi volunaro, custu è signo de abilitate e non de vil denaro. Come vino custi scritto de commiatto a su fogarone e atto tu un affetto, saluto dai barone. A
a su barone l'imbidentu Mario Ricciu, fizzue atto soriga tenede. A proposito de... Chi presentato due di Sel Barone dai derisi la poischito de Obrogasu e come non mi voto dare vasu, cagelzo a tipizzare sa persone. Se sforzi due parente de buffone che imbrutta con Savina su Parnasu, però come a tie è persuaso d'esse già poeta de blasone, oppure che vicario in processione t'acchiappas che predaru contento che si è spattito d'essa religione. Però si esamigue l'imbidentu che venera d'imbulsi su bancone a buffare birra tazza schentu. Hai capito? A Roccu e Barone. Sauro Bufoneddu, Sauro Piana. A Pintesu che in Parnasu reclamende su un barone che un pare con Bufone iscria che navasu. Su Roccu no a reposo e standende traginone che richiede in fogarone che da rima schenasu. Forroiendesi su naso che sta soluzione nende forse a su caso de compone sa cantone pro chi torre di Parnasu su poeta de blasone. Metafisica questa poesia. Mi dimanda non te la proprio e va finito. Adesso continuiamo con la parte che riguarda appunto la poesia nel canto sardo logudorese. Quindi Rolando e Gian Daniele. Rolando si deve preparare perché dovrà suonare. Buonasera a tutti. Ringrazio Andrea per l'invito. Per me è sempre un piacere cantare in Bursi, che la considero come chi sia saida mia. Già le chiede che la maggior parte dei suoi parenti ce la sappiano in nome. E quindi... Io sono un pago di uno, so, un pago di Pelfo, un pago di Santa Maria, un pago di Bursi. E andrà bene. Sì, Anna, mi lascio caso il microfono, sì. Sì, sì, lascialo tranquillamente così. Allora, buonasera. Questo è il nostro intervento di Gian Daniele e il mio serve più che altro per capire quanto è stato importante. Forse fate che è lontano. Niente, stai nascando? Minimo, dai. Altrimenti mi avvicino. No, sposto il ma tu canti con questo. No, Panoramico. Sì, sì, sì. diciamo Allora, ecco, minimo c'è, dai. Il nostro intervento è importante perché mette in risalto l'importanza che ha avuto nella storia, in Sardegna in maniera particolare, la poesia. Il canto sardo, il canto a chitarra nostro, e Bursi ne sa qualcosa perché abbiamo avuto la fortuna di avere i tre grandi cantadores storici della storia del canto a chitarra, hanno dimostrato che senza la poesia non potevano trasmettere le loro modulazioni. Permettetemi una brevissima introduzione, anche perché il discorso richiederebbe molto più tempo, no, per approfondirlo, però qualcosa bisogna dirlo. Perché è importante la poesia nel canto a chitarra? Il canto a chitarra, nelle ricerche che ho fatto io da 40 anni fa, diciamo, quando mi sono interessato del canto a chitarra, avevo già capito allora, chiedendo agli anziani, intervistando tantissime persone, che
inizialmente a me sembravano che bastava aprire la bocca per cantare, ognuno dava la sua voce, così si divertiva. No, mi hanno fatto capire che il canto sardo è interpretazione di versi, quindi di poesie. E chiaramente quali poesie? E qui dobbiamo tornare un po' indietro. Per me ci sono tante pubblicazioni, però io vi dico ciò che ho raccolto io spontaneamente attraverso i miei studi e le mie ricerche. Allora, io ho capito che il canto a chitarra tradizionale deriva dal canto, dalla poesia vera e propria, dalla gara di poesia. La vera gara ufficialmente inizia a Ozieri alla fine del 1800. Piano piano poi queste gare hanno iniziato a farle un po' in tutti i paesi. Non c'erano i palchi ancora, bastava un tavolino, 4 sedie, la gente faceva assoluto silenzio, si facevano queste gare di poesia. Com'è che si inseriva Sugantu in re a Sarea, dicevano? Si inseriva nelle pause dei vari temi che affrontavano i poeti nella serata. Nelle pause facevano cantare i più bravini Sugantu a Sarea, che in realtà era il canto dei contadini, un canto naturale, un canto che esisteva chissà da quando. Ogni paese aveva le sue variazioni, la sua melodia. A Bulzi si cantava Saulzesa, a Lairru si cantava a Salairresa, a Perfuga a Sabaifughesa, a Ploaghe a Sabiaghesa, a Ozieri a Sottieresa e così via. La base più o meno, l'andamento melodico era rassomigliante, però ogni paese aveva le sue variazioni, che teneva in vita le proprie caratteristiche. Piano piano, dall'inizio del 1900 in poi, nel primo decennio, i primi 20 anni del 1900, hanno iniziato anche, oltre a fare la serata della poesia, a fare anche gare di canto in re. Infatti le prime gare in assoluto del canto a chitarra era una serie di canti in re, 5, 6, 7, 8, non esistevano ancora Salvoresa, non esistevano tutti gli altri canti. Era una gara a chi sapeva interpretare meglio i versi di chi poi? Dei poeti locali, se c'erano, oppure prendevano i versi dei poeti famosi di quell'epoca. Paulico Mossa, Gianfrancesco mi diceva, in Paulico Mossa va metro, va poesia, va l'amore, va tutto, bel tutto. Qui si cantavano molto le poesie di Cicciubiga di Perfogas, di Budroni, poi successivamente di Budroni a Bulzi, ma non solo a Bulzi. Le poesie di Budroni, una volta che le incise Zio Francesco negli anni 60, le cantavano in tutte le gare e stasera Gian Daniele interpreterà alcuni versi di queste poesie. Non voglio dilungarmi tanto perché questo discorso mi porterebbe a spaziare molto, però per capire l'importanza, Giuseppe Raga di Bonnannaro ha scritto delle poesie bellissime, ma non solo loro, però non tutte le poesie si potevano cantare, anche se la poesia sarda è cantata fondamentalmente. Anche le poesie che hanno eseguito e che eseguono regolarmente i cori a tenores che sono che eseguono, diciamo, nella forma loro il canto più arcaico della Sardegna, e interpretano delle poesie, interpretano i versi, ma non tutti i versi si prestano a essere cantati, devono essere musicali. E le poesie di Paulico Mossa, di Raga, di Budroni, di Ciccio Biga e di tanti altri sono musicali, cantano quasi da sole. Poi piano piano chiaramente alla gara del canto sardo, col passare del tempo, hanno inserito i vari canti sin quando non ha ricevuto quella stabilità che ha tuttora, formata da 5, 6, 7 tipi di canti diversi. Però questo lo potremo fare in un'altra serata, l'analisi. Dopo la prima parte poi vi dirò come funziona la metrica nei canti a chitarra. D'accordo? Adesso Gian Daniele eseguirà, un attimo che mi prendo il testo, Primavera fiorida di Giovanni Budroni di Bulzi. Secondo, Tortorella. Eccola qui. Chiaramente non la canterà tutta perché richiede molto tempo. Allora, Cantos
Desanglona in primavera. Sentite la musicalità dei versi. Primavera fiorida nos invita a cantare, sa era vrische su mare con sa campagna avvozzida. Cantamos dulces cantones e dai sanglone in fiore, tota irde es de colore, tota amores e puzzones e bromitti in sei bitatonas, la ores in cantilare. Paghe per umanità, recreo a sa gioventù tue, dai vide salute, primavera fiorida. Adesso la interpreterà perché il valore del suo cantatore sardo era nel saper interpretare i versi, questi versi. Chiaramente ognuno dà qualcosa di personale. Gian Daniele proverà a dare qualcosa di personale a questi versi.
Questi erano i versi della poesia di Budroni. Vediamo gli altri adesso. Secondo, Asso Russignolo. Sentite la musicalità, lo stesso di questi versi. Quando canta Russignolo in sa campagna Fozida, pare che cresca sa vita allontana ad ogni dolo. Quando in sa campagna amena, in tonas armoniosa, sa oghedu amorosa lontana ad ogni pena, torra sa era serena, i scompani d'ogni nue, che in noi abitas tu e regna sa meno consolo, in sa campagna vozida, quando canta Rossignolo. Bellissima, poi il canto in re, adesso di Giovanni Budroni, Asso Rossignolo. Questi canti in re, per chi non lo sapesse, allora il canto in re si canta tecnicamente con testi poetici ottonari, 8 sillabe. Quando canta Rossignolo, 8. La metrica è quella lì. Sono dei distici, nel canto re si cantano 2 versi per volta, anche se qualche cantatore canta un verso e lo ripete 2 volte con melodie diverse. Però in genere sono i primi 2 versi. E nella storia del canto a chitarra non tutti i cantatori conoscevano la metrica, cantavano ad orecchio, quindi ripetevano i versi ad orecchio, perché non è che facessero tutti l'analisi tecnica della poesia, però è importante nel canto sardo perché non tutto si può cantare con gli ottonari. Con gli ottonari si cantano il canto in re, si canta sa carduresa, si canta sa viaghesa, sul miallà, fa diesis e si bemolle. Invece sa nuoresa, che è un canto in 3/4 come il valzer, segue il ritmo della mazurka del valzer, si cantano in endecasillabi, in ottave addirittura, come la Desisperada. Mentre i mutos nella gara usano i settenari, 3 versi per volta. Chiaramente i versi nel mutos è incastonato in maniera particolare, però sono dei settenari con 3 versi per volta. E così via, ma il discorso è molto tecnico e qui Clara è molto più preparata di me per quanto riguarda Clara. E anche perché quando si canta i nostri cantatori non fanno queste analisi, però Bulzi, la piazza di Bulzi era temutissima dai cantatori sempre, perché? Da questo punto di vista, perché c'erano alcuni a Bulzi che stavano attenti anche non solo alla melodia dei cantatori ma anche alla sillabazione. E quando non rispettavano la sillabazione dei versi, glielo dicevano, ripetila, Domenico Pinna vede uno de gustas. Anche troppo, Domenico era molto pesante, anche molto insistente. Però è vero, io ho chiesto a molti cantatori a Bulzi, avevano paura di venire a cantare perché la gente non ascoltava solamente le melodie, conosceva le poesie e ti giudicavano anche per come le sapevi interpretare. Adesso Gian Daniele concludiamo questa parte con questi versi.
Adesso possiamo continuare con la poesia. Grazie Gian Daniele, grazie a Rolando. Prima di proseguire, praticamente due cose. Come vi dicevo prima, la speranza, ovviamente che questa non sia l'ultima edizione, ma che sia una edizione di svolta o di cambiamento per la manifestazione, e qualcosa già si muove. Purtroppo ce l'hanno mandato praticamente questo pomeriggio, quindi ci è stato quasi impossibile metterlo in un pennino per potervelo far sentire. Io adesso proverò a farvelo sentire col cellulare, vediamo se si sente bene. L'esperimento che vi dicevo prima, che potrebbe nascere da Buzzi in Rima o comunque potrebbe continuare questa fase sperimentale della poesia anche grazie a Buzzi in Rima, l'ha realizzata Stefano Cubeddu, che è il figlio di zia Antonio, di zia Cisca, che è qua, lo salutiamo. Praticamente su ispirazione di una Buzzi in Rima di 3 anni fa forse, quando ospite era Antonio Maria Masia e Ennio Santaniello, che aveva musicato alcune tue poesie, e quindi loro hanno preso spunto da questo evento e hanno praticamente musicato per adesso due poesie. Il progetto sarebbe quello di musicarne altre, magari il prossimo anno vedere un po' di presentarle in piazza, anche di presentare questo loro progetto. Hanno musicato due poesie che sono una di Zia Ziroima, Sardigna, su Lamento e su Ezzo, e invece una di Zio Angelo, Sardegna Fortunata.
Io adesso proverò a farvela sentire, sono pochi minuti. Buonasera a tutti. Mi presento, sono Carlo Cubeddu, figlio di Bicciano e nipote di zio Antoni, mezzo svaidare in italiano. In una precedente edizione c'è stato un ospite che ha musicato e cantato alcune poesie. Così mio cugino Stefano ha pensato di fare altrettanto con alcuni testi di zia Gerolama Piga e zio Angelo Ricciu. Sono poesie tratte dalla prima raccolta che parlano della nostra terra. Nel tentativo di preservare la nostra cultura e le nostre tradizioni, ma con sguardo rivolto al futuro, Stefano ha creato le melodie con il computer e poi, utilizzando la mia voce, ha tradotto le poesie in vere e proprie canzoni. Avremmo voluto farvele sentire anche dal vivo, ma precedenti impegni ce lo hanno impedito. Speriamo di poterlo fare in futuro, magari con alcuni musicisti pulsesi. Insomma, buon ascolto e, se perdonate il mio sardo, fatemi dire, a nome mio e di mio cugino Stefano, gracias a tutti por la attenzione e la pazienza. Saludos e un atterrannos mezzos. A poco no, tutti teste mayas, in sas costeras, diciosas galanas, alatadas, dai mille fontanas, ninadas, dai mille poesias, y nie cantan, y en sus pulsones, in sas pulsares, toquien de esas aires, pitturende, sa vida de esperas, colorende, sas battori staiones, y ne canta en sus pulsones, in sas pulsares, toquien de esas aires, pitturende, sa vida de esperas, colorende, sas battori staiones, e fisti bella bella, in tanto amore, ricamada, delitos pifes píos, con sus murmullos de límpidos ríos, y las canarias, tancas de laurel. Oh, el vino, trista y sufrimiento, sacerina cae venenosas brisas, sos laores, son rosetulizas, esas fontanas, tapadas al cimento, que esas vides, andando a gusto, nuestros adiós, en manasada, solo quedan vivos, solo venden imperios de piano, mis plebiscitos de ambiente la mía, que non ti porto dai a derivare, così spera, desde un Bella sarebbe terra, da essa fortuna sada, che t'aperana fadada, benché stono con tierra, da triburia e guerra, dessi sforte rinnovata. Si non faltazza memoria, da non offeso sosta fora, para fronte a San Malora, da epoca antigoria, tu has vinto
che non si sdomata ancora. In tutto è fermata, venire a visitare e non poter ammirare. Dove al superata, se sorriso l'alcaldavi, in sogno spero marlo. Tanca solata, non va bel vestro niente, non vi striscia su serpente, non va pidere annidata, se s'avvinga una sestata, se squasi continente. Non conosce il terremoto ed è meno stietampato, nel tostene srivelato. Si invidia detto tu, solo un calo giamba smoto, l'estasi solevi. Già spero che tornano, ti bruian ratto se fenos, e sos logos più meno. L'atropisia te si stella, che si isola fortuna, bella sesche sole e luna, il Dakar che tu è bella, è una soia gemella, però chi Sardia se zuna. Quindi grazie a Stefano, il prossimo anno deve lavorare e poi non lo so, vedevo Sauro, mi sembra anche che ci sia lavoro per Sauro, lo chiamiamo e le facciamo fare qualcosa. Ma io sto vero però. Bene, possiamo andare avanti. Questa terza parte di poesie sono poesie varie. Alza giù, Quanto sono? 4 ghini. Già sono paga, se no posso su con lei. Che Andrea ha un bene de merito, ma non conosce su relozzo. Su tempo, o Italia mia canto il danno, del tiro di Maviga. Abbizzato non siamo de s'imbroglio, tutto su chi bonnaro non è faula, che mai da zistento de veraula, tutto il ricchente posso portafoglio. E penso a quantos anni sono passato e nate milo e te sul risultato. E si stato più su indepitato, ma poi vorrei si sentato. Anzi, sì, tenite il manna porzione per la passare ene donzitie, certo pensato no a mie, a sa misera mia vinzione. Pro colpa de male procedito, come su popolo nel già istracco, l'azzi strattato che malo deracco, l'azzi il del sol diritto sproibito.
Vedimus a campagna in abbandono, arruinata il già agricoltura, oh, gruvenno, e te pessima frigura, pruita a gruvennare non se il bono. E semus che puzzone dentro abiscu, chi mai si ne può liberare, e aiundamul de abboghinare, no baliende né caldo né frisco. No piaghe de a legge sul giornale, se ne ascoltare televisione, che non va più logo in savreione pro inserrare ladros principales. Tutto esprosudinare sa ruina, chi è vura dai chi è occhi che n'avreno, basta su portafoglio sia pieno, de questa gente ladra e assassina. Poveras criaturas innocentes, brivato de su caro affetto insoro, non amiul più legge né decoro, pro istanare custos prepotentes, camus assassinados eccellentes, chi podianas Italia salvare, venidoso, totte sese a concapare, senza ischire ite vagher né comente. Boisi, pro vaghere uno presidente, pro bossezzere in sagadrea manna, già bosazzi sfrimmato sa condanna, la sende occhire, sa gente innocente, oh, Italia mia, canto il danno, so m'ammenta de quell'epoca passata, t'hanno lasciato trista e spozzata, ma oe, sol dolore son più il mannoso. Timido, Francisco Pinneddo. Dai me da tempus conosco una rosa, tanto bella che viene d'ammirata. Bello e susito e spiantata, esti sbocciata ed è meravigliosa. Non esisti promeni una cosa, gai carina, gai profumata, bramaio dell'aere incontrata, prolinarrere, se stanto grasciosa. Uno zero, quasi a s'imbrunire, poi de tanto e duro sospirare, miro de fronte questa figurina, disposti in suo momento all'accogliere, eppure mi so devido frimmare, paura de mi punga e qualche spina. Non vi potete provare come sta sua femmina sana su peperoncino spray. Su presepio, libera interpretazione della poesia Er presepio di Trilussa, Benedetto Rocco o alias Andrea Brianda. E Gesù non ringrazia con suo oro per sos presepios che li preparamoso, sicuro dotusanno nos odiamoso, conservando in sa vita prata e oro. Pro donare amore Gesù è nato e propusso in saruga l'ana morto. Sa gente non ascolta su risorto, non comprendere su chi nos ha donato. Su presepio vaghimus pro bellezza, con su coro fritto e indifferente, ponzendo in bella mostra sa ricchezza, e solo pro ispanto da sa gente, pro su Signore, custesto un'offesa, compreso ancora, non amo niente. Si vaghimus su presepio senza amore, e il cianfrusaglia, chi non ha valore. Sa serrada de Tundidore e cumprimus. Sono ottavasa in perfettoso e decasillabos. Dai gando su primo palco è nato prosa nobile sarda poesia e così schidachino han trattato in tantos anni su un tema e via. Ma prodenne sa gente in allegria a un tema comico inventato
e con rimas più suo manco dotta s'apporrian frastimo se azzotta. Custas offesas in metro e in rima ogni mazzore la stene da mente e forsi spurugomo a su presente in calchi gara si buglia che prima con modo maleazzetto, impertinente, uno nega sonore, uno si stima, magando infini che valano a terra, buglian de issoso, de sinsoro guerra. Calista da sabuglia a sinnusano e considera costarte uno gioco. Tratta ad ognuno con suo coro in mano desse infelice mondo in ogni luogo. Chi no buglia bruglia da in su vogu de su sospetto, a s'animo villano e diffidente in s'infelicidade, soffridi, neghendi a tutto s'amistade. Grazie a tutti. Grazie a Andrea Brianda, dammi su il regalo che mi deve dare Andrea. Mandato che mi deve dare a mio guru. Come di cangas? Come di cangas? No. Il valletto mi serve, ho scelto Gabriele per la parità di genere. Li facciamo adesso, così. Che non riusciamo. Se no poi la gente magari se pensa, ma te si cose che ha dato a nato. Abbaida che va di scritto su Lumina intro. Tanto, quello di Claudio. Sai targa è personalizzata e dell'inna. C'è il legno che Clara mi ha mandato che lo brucia dentro la ziminea di Zeroim. No, ho detto la targa che mi dà in tutto il primo che ho fatto un periodo, la gente a me da fantasia, mi regalano questa targa che sia de mesurata o de verro, non mi ne posso nulla, e ho che le poggio tutte si cabuzzino, una sovrastata la cursa si covolo, e gasi. Ma butta è ecosostenibile, è dell'IN, in italiano. Ecco, in italiano a mie. E quindi con il libro, il calendario di Bulzi in italiano e l'opuscolo della serata di oggi. Grazie per la pazienza. Poi vi do, ve lo facciamo adesso così, Gabriele, mi sembri la valletta di Gerry Scotti. Ce n'è uno per Rolando. Ok. Targa dell'Inna. Ok, benissimo. Quindi grazie Rolando per la pazienza. Poi non andate via perché c'è il finale, e si mangia anche. Prendene una, io. Prolocco, quindi alla Prolocco dei Bulzi, grazie. Chi c'è della Prolocco? Giustina, vieni. Un applauso a Giustina perché ci ha aiutato a fare anche questo allestimento. Sei sicuro? Sicuro. No, è qua. Ah, Gian Daniele, dov'è? Gian Daniele dopo deve cantare ancora, non andate via. Allora, zio Edoardo. Al sindaco di prima e al sindaco di adesso. No, è tutto Gratticut. Sì. Grazie a te. Guarda che forse non c'è il bigliettino dentro. Bernardo, che quest'anno gli ho chiesto di dire due cose. Sì, buonasera a tutti, ciao. Vabbè,
mi auguro che sia un po' come le ciliegie, quindi hai iniziato, non puoi più finire, no, non credo che questa sia l'ultima, mi auguro di no, perché sarebbe proprio una grande perdita. Comunque l'unico pensiero che ho è proprio su di te, sulla tua persona. Ti ringrazio personalmente perché Bulzi in Rima dopo 10 anni penso che sia la seconda manifestazione più longeva di Bulzi. Un miracolo per Bulzi che hai tenuto in piedi tu praticamente da solo, a parte quelli che scrivono naturalmente, quindi grazie e non desistere, non mollare. Grazie Bernard, grazie mille. Stefano, per te e per Zia Cicca, perché bisogna dire tutto. Bulzi in Rima nasce, grazie a te, aspetta un attimo, Bulzi in Rima nasce nel 2016, lo facciamo la prima volta in Carrera de Impresa e Zia Cicca ci ha offerto tutto, la luce, il rinfresco, ha pagato tutto lei, quindi è doveroso iniziare, grazie a lei abbiamo iniziato, perché comunque lei è stata una memoria storica, ci ha aiutato tantissimo per ritrovare le poesie e quindi è doveroso ringraziarla e soprattutto ringraziare tuo padre, che è stato, io l'ho definito un mecenate, perché ha raccolto veramente e custodito queste poesie di poeti, poetastri, di qualcuno che magari scriveva per ridere, qualcuno che scriveva seriamente, però è grazie a loro che abbiamo iniziato questa avventura e speriamo di andare avanti. Dai. Grazie mille. Grazie. Allora, al socio di Ballo Bulzesu, Paola, che è la presidente, e bisogna fare un applauso, che non ci ha fatto mettere i chiodi nel suo muro. Però stanno facendo un lavoro di recupero di storie, di tradizioni del ballo, diciamo, tradizionale, particolarmente di Bulzi, anche del costume, insomma, partendo un po' dalla base che già la ricerca era stata già fatta negli anni 60-70, quindi già su quella base si sta cercando di sviluppare una ricerca più precisa, più approfondita, eccetera. Quindi grazie per il lavoro che fate. E quindi al tenore di Oliena, che ci ha onorato della sua presenza, grazie mille. Grazie. E infine al decano della confraternita Santa Croce di Bulzi. Grazie al decano, prima ero più giovane, adesso sono più anziano. Fa anche la rima, quindi proprio perfetto. Adesso invece continuiamo la serata, ci avviamo quasi verso il termine, ma io ho chiesto a Gabriele un impegno, perché so che lui sta comunque lavorando in questo senso, e quindi Gabriele oggi ha il compito di parlarci un pochettino del lavoro che sta facendo la confraternita, che ha fatto, che sta facendo e che continua a fare, e quindi dovrà dire anche due parole, gli ho chiesto proprio poco fa, per quanto riguarda il ballo e il canto, cioè il ballo cantato, come nasce, o se è il precursore del ballo suonato, insomma, così. A te. Non so se vuoi parlare o se vuoi parlare. Aspetta, questo per dire che come la poesia c'entra sempre in tutte le cose, cioè praticamente le tradizioni, o comunque la Sardegna ha basato tutto sulla poesia. Questo è il concetto di base, insomma. Siccome ho visto che ci sono anche alcuni turisti, questa volta parlerò in italiano. Ma in realtà devo dire poche cose che partono da un lavoro che nasce negli anni 90, tra la fine degli anni 80 e gli anni 90,
quando i giovani di allora, che adesso sono appunto diventati i più anziani della confraternita, io ero un bambino, vollero riprendere quello che era il lavoro plurisecolare che era stato lasciato indietro e abbandonato per forza di cose dall'antica confraternita di Santa Croce di Bulzi, che già nel 1600 operava in maniera importante. Abbiamo lasciato apposta aperta la chiesa che è sede della nostra confraternita perché si vedesse il crocifisso che noi utilizziamo il venerdì santo a Siscravamento, che è un crocifisso del 1600. Quindi questo vuol dire che nel 1600 c'era già un corpus di riti e rituali ben definito e ben strutturato. Come il 99% delle confraternite, in particolare in Sardegna, intorno agli anni 60, 55 e 60, insomma nel secondo dopoguerra avanzato, per vari motivi, ma soprattutto per alcune dinamiche interne alla Chiesa, che erano dinamiche fondamentalmente di potere e di controllo, la maggior parte delle confraternite fu chiusa forzatamente, trovando nei vari luoghi, come dire, degli artifizi diversi che non portassero, come dire, direttamente a un io ti chiudo, ma io ti metto nelle condizioni di chiudere. Perché le confraternite erano arrivate ad un potere talmente forte che spesso in molti casi si erano verificate anche delle strutture, delle distorsioni che facevano sì che all'interno delle comunità i priori e le confraternite stesse contassero di più nelle dinamiche del paese e soprattutto nelle donazioni e nei lasciti più delle parrocchie stesse. Pochissime confraternite in Sardegna sono rimaste sistematicamente, perennemente intatte nel loro operato. Una di queste è senz'altro una delle più importanti della Sardegna, importanti per tanti motivi, che è la vicina confraternita di Castelsardo e di Nulvi e di Aggius, ma in mezzo poche altre comunità hanno mantenuto veramente sempre intatta questa attività, non solo ovviamente nel nord Sardegna. In tutto questo che è stato il lavoro del Novecento di tentativo di salvare come dire, dall'oblio eterno questo lavoro, nonostante noi siamo una comunità di 450 abitanti. Prima mi hanno chiesto gli amici, ma chi è gente? Proulzi chi da me da oe. È successo questo, che noi abbiamo avuto questa fortuna, uno, di avere degli anziani, di cui l'ultimo che ha conosciuto direttamente, internamente la confraternita, che è stata dono prezioso per la confraternita, ma dono prezioso anche per il gruppo di ballo, che è Zio Voe Piga, Zio Voe Sanna, scusatemi. È stata una memoria importante perché ha conosciuto dall'interno la confraternita e proprio in quegli anni, negli anni 90, grazie anche alla presenza di un sacerdote che per la nostra comunità è stato importante, Don Francesco Tamponi, fu ritrovato un frammento discreto di un vecchio laudario, un laudario del Novecento che ho qua, che è custodito dalla confraternita di Bulzi, che ho qua in originale, ed è un laudario manoscritto dall'allora priore, Bulzi 1900, Satta Giovanni, agricoltore e scrivano. Così si firmava lui, con molta umiltà, però sottolineava questo suo ruolo. Nel tempo abbiamo trovato, grazie alla collaborazione di diverse persone, in parte anche in diocesi, a Tempio, altri frammenti che ci hanno permesso di completare quello che era il nostro già corposo insieme di canti, e anche grazie alla collaborazione di famiglie che hanno avuto al loro interno confratelli importanti. Non mi va di nominarle perché non so se vogliono essere nominate, ma per esempio una delle ultime cose che abbiamo recuperato è stata per esempio l'intera novena dalla Madonna del Carmelo, con le relative litanie del Carmelo, ed è bellissimo perché è un documento del 1905 in cui questa ragazzina, instradata già da allora all'importanza di queste cose, ha scritto una sorta di partitura in cui le varie parti e i vari versi di questo canto delle litanie del Carmelo, che venivano fatte a Boghevurada da due cori nelle due cappelle della chiesa di San Sebastiano, segna le parti, l'intonazione fatta dal basso, poi il coro, poi tutti, e scrive sistematicamente questa partitura. E noi grazie a questo e grazie all'insegnamento di un
prete che ha fatto anch'egli la storia del nostro paese, Don Antonio Addis, abbiamo recuperato l'intera costruzione melodica e armonica delle litanie del Carmelo e delle litanie lorettane. Questo per dire due cose. La prima è che appunto davvero in Sardegna non esiste poesia che non sia anche canto, e che non esiste canto che non nasca da una costruzione poetica importante. In questo laudario, questo più antico, i canti riportati alla fine ci sono scritti degli autori, che sono autori bulzesi, sono stati scritti nel 1723, e questo vuol dire che c'era, come dire, una produzione poetica e letteraria che era abbinata ai riti che costituivano, che coprivano tutto l'anno. Grazie a questo e a molti altri anziani abbiamo recuperato quindi l'intera messa antica in latino, abbiamo recuperato tutti i canti che scandiscono tutti i giorni della settimana santa, abbiamo recuperato decine di gozos antichi, come dicevo le litanie, abbiamo recuperato per esempio una buona parte della messa ai defunti che ormai quasi nessuno in Sardegna ha. Ogni tanto capita che ci chiedano di cantare a dei funerali e cantiamo appunto i 3 canti principali che sono il Miserere dei defunti, il Libera me Domine e il Requiem. Questo è il lavoro che porta avanti da anni la confraternita di Bulzi, e quest'anno, o meglio l'anno scorso, è nato un progetto che ha voluto mettere assieme gli attori principali culturali in quest'ambito per mettere assieme tutte queste voci che nascono quindi dalla lingua, la lingua che si fa poesia, la poesia che si fa canto, e il canto che, come abbiamo visto stasera davanti a degli autentici maestri in questo, anche perché hanno avuto il grande merito, il grande pregio di mantenerlo intatto nei secoli, il canto che diventa non solo canto per cantare la poesia, ma canto funzionale all'accompagnamento del ballo. E la risposta a quella provocazione ovviamente di Andrea è che certamente lo strumento che più anticamente ha accompagnato il ballo in Sardegna, ma come per esempio in tutte le antiche comunità del Mediterraneo e dell'Africa, oltre che dell'Oriente, lo strumento più antico per scandire il ritmo del ballo era proprio il canto, e stasera ne avete sentito due esempi. Uno di questi, quindi abbiamo messo insieme tutti questi attori in questo grande progetto che quest'anno ci ha consentito di ottenere i primi 8.000 euro, che con il cofinanziamento del comune dovrebbero essere poi circa 10.000, la base di un progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna che vorrà crescere, che vorrà costituire l'intelaiatura di un motore di sviluppo per la nostra comunità, che certamente non può costruire la petrolchimica, certamente non vuole riempire il proprio territorio di pannelli fotovoltaici e di pale eoliche, e che quindi deve capire quale possa essere il suo strumento di sviluppo economico. Dicevo, per concludere, che uno di questi balli che venivano utilizzati per accompagnare, questi canti che venivano utilizzati per accompagnare il ballo, era su Tai Tai, ed è proprio con questo nome, particolare, preciso di accompagnamento al ballo, che è nato il festival, il Tai Tai Festival, quindi quel festival che a Bulzi vuole diffondere la cultura del ballo sardo e non solo, con l'accompagnamento vocale, l'accompagnamento canoro. Pensiamo anche al flamenco e a tantissime altre culture di ballo di varie parti d'Italia, del Mediterraneo e del mondo, accompagnate dal canto. Quindi questa è come dire, un po' il progetto che sta nascendo, e che ovviamente in questi termini costituisce quest'anno l'ultima, come dire, modalità, l'ultima edizione di Bulzi in Rima con questa modalità, perché rinasca come progetto più ampio all'interno di questa logica. Io credo che forse siamo andati molto oltre. Noi volevamo farvi un pensiero con un brano della confraternita, ma credo che non ce ne sia davvero bisogno. Siamo la confraternita di Bulzi e il 99% delle persone qui presenti ci conosce, e quindi solo per questo non abbiamo bisogno di presentazioni. Per cui credo che, siccome canto c'è stato di grande livello, possiamo tranquillamente fare un passo indietro per lasciare le cose come sono. Non so se abbiamo finito, Andrea. No, non abbiamo ancora finito.
Non abbiamo ancora finito, ma funziona. Paolo, sì. Ah, funziona. Non abbiamo ancora finito perché manca l'ultima parte, che è l'ultimo canto del tenore di Oliena. Però adesso, pochi minuti fa, Rolando, abbiamo ricevuto una poesia, è stata scritta praticamente adesso, che Rolando ci leggerà. Questa è fresca fresca. Bulzi, 8 agosto 2025. Sai che e svenni da quest'anno, sai che andando piano e andando, sempre organizzata da Andrea Brianda. Ponze da parte odi e beghe, che ha su coraggio che mai si pieghe, a ponere di accordo tutta sa banda. Difficile che essere dai suo labirinto, ma sa fine è stesso che ha vinto. Arrivende di tutte le poesie, de poeta bravo e de cale si siano. Bravo, Andrea. S'antico inzettiere, chi poteva essere? Ernesto, grazie Ernesto. Quindi ci avviamo verso la conclusione e vi lascio il microfono. Volevo dirvi comunque veramente di non andare via perché c'è il rinfresco, chi non avesse preso il libro, che lo vuole prendere, basta una piccola offerta, lo può prendere, ci sono ancora alcune magliette, insomma vedete voi di rimanere ancora con noi, tanto è presto. Clara, vuoi finire Dughitto? Torniamo a fare parte nostra, voglio andare due cose di questo stato, a parte io ho seguito tutto in interesse umano, sono d'accordo in cada lega e sta e sopra la poesia, mi sta gradendo un me da vinare intervento di Rolando, poi ti ho qualche rimanda, ti porrogo per caricare la cosa. E sta un meda e è giusto imparare di cada musica, di cada canzone musicale vado una poesia a fondo. In Sardegna Galo Voglie, in altro loso magari per spago, che l'hanno perduto sul tempo purtroppo, hanno gusto proprio per l'importanza di questa manifestazione, per l'importanza di questa poesia. Sono poeta a un certo punto hanno cominciato a venire tramite questa poesia a fare scultura. La cultura è nasia in Sargara, hanno cominciato a dare temi importanti, allegavano di geografia, di storia. Sono poeti si sono detto sempre di più a culturare, anche se sono abituati a questa poesia in un periodo dove la gente non si poteva permettere di andare a scuola, la poesia poteva diventare, o mentre diventa un veicolo di cultura. Questo veicolo di cultura è stato poi, mentre si può narrare, è stato proprio su anta tenore, su anta chitarra. E me da cantatore viene il nostro, me da cantatore a tenore, già dagli anni 50 e 60, abbiamo la poesia e su tenore l'abbiamo in maniera meda seria, a che li siano e cantando certe poesie, fondamentalmente in spargendo cultura. Noi tenimmo a molto gente manna in Avada, e se li siano le capitali di certe nazioni, se la sono siano di Pragai, sono sta Sant'Asa, i Sargaras o in altre scro barbarias, quindi veramente un zonando questa edizione deve andare ad innanzi, mezzo randela, però che la poesia tiene veramente un importo umano, dai suo sentito, a sa musica, a sa cultura. Grazie a me e grazie di nostri invitati, siamo veramente onorati. A Povido e me da scroba si sono installate soglie che non aveva binare, mentre poteva narrare, non può binare di ribellione in tutto ciò che succedendo in sul mondo, ma viene in Sardegna in questa invasione e tenimmo. A questo punto viene visto che amato sul dovere nostro di andare a scroba frosta e di andare a dell'umano promenia che cada volta mi si sa tu da andare a questa scroba una parte della lettera di Nanni Zulir di Pipino Merio. Ove praticamente entannos, entro 30 anni i suoi di cue, viene aumenta se non cana magniau, sa Sardegna aumenta l'hanno disbusà.
e vada una serie di passaggi in questa croba. Io e Sant'A, torno a Mennaro, entro 30 anni ed è mai un sormatessi problema se teniamo organo voi. Oggi non nos unis perdendo los padentes, a che non los hanno già sperdioso, nos unis perdendo a terra. E sto uguale entro 30 anni ed noi siamo orgali cue. Nandelu, ma noi non manco nulla pro. Però è per cambiare questa cosa. Comunque l'antamorga è tutto che si è arrivata da effetto buono. Una diosa povera Sardegna sin aria de Roma su granario, como de tale va mano ser digna. Su campo, su giardino, su olivario, d'un tempo d'un tempo triste pino su calvario, in uno triste spino su calvario, in uno triste spino su calvario. Busco chi mai vai ad intradura de sole miseras saquetas han vestido su logani sposato árboles que parían a pinetas, pro engrasar esos continentales han afrontado ondas en mareta, han afrontado ondas en mareta, y no è totes passadas istrale pro seculos e seculos il certo s'ha da veder funesto un segnale vele su Chisarianna s'ha da per tu assi stranzo provenne meschin sa serva assi stranzo provenne meschin sa serva fagende Chisarianna s'ha da per tu assi stranzo provenne meschin sa serva assi stranzo provenne meschin sa serva fagende
amiga e con tierra veninda e lontano a si partire, sor fruttor giacchi che bruglian sa terra. E speriamo che presto vada a finire questo stato di cose e doloroso, questo stato di cose doloroso. Me da se si sta e speriamo che presto ad finire questo stato di cose doloroso. Me da se si stragor de soffrire. Guaisino e sera esperanzoso in fiores donosos e galanos de curdos can profumo virtuoso. Grazie. Come possiamo un ballo di adesso essere il bazar da comune di adesso un ballo brinco, questo un ballo in Oliana e noi abbiamo Arzio. In Oliana li andiamo a brincare, ma li andiamo a sarziare, ne teniamo tre, Arzio, Arciantio e Arcieddo. E abbiamo posato Arzio, però l'unica cosa li torna a Canteddo, che lo vedi mi sa sprazza, sa sprazza di altre vite. Andiamo, bisogno del gruppo, su mente se voi, e provano a sorbarlo brinco di soro, se bene o male che tornano. Una delle particolarità del sorballo sardo è Susa, il ritmo è bello uguale per tutto canto, poi in cada vita cambia su passo e cambia da moda, insomma. Davide accompagnante Sarca Santa ha ballato di Deus in onore a accompagnante Sarca Santa, ballato de Deus in onore, che in sa forza che tenia tutto canta. E 72 Rio, 72 Rio, 72 Rio, Falanda e Monte Santo, Falanda e Monte Santo, me bagna sul lavoro, me bagna sul lavoro, Falanda e Monte Santo, Falanda e Monte Santo, me bagna sul lavoro. Distrutto
Luden pagheranno, luden pagheranno, bimbe dall'amaranto, bella strumento, luden giocare avanto, luden giocare avanto, vinar de canno mori, luden giocare avanto, bella strumento, luden giocare avanto. Grazie. Sì, abbiamo soltanto poi l'ultimo pezzo che deve fare. Facciamo un'altra. Loro si avvaisi suonando per gli suonata la chitarra, ma vedo un poeta iscria che tu Crobas però 62 la chitarra e noi di questa zona è di Bortigali, Pantaleo Serra, è un grandissimo poeta e di carabinieri e di emigrare a Roma e giù del pastore ha fatto su pastore Vinasissu e abbiamo cominciato a andare a scropa sua a tenore in vita negli anni 80, per esempio manco, di essere morto a primo degli anni 80 e poi siamo un noto momento poeta in luogo nostro, non sapevano in zona grossa forse è un notano, ma in luogo d'oro sono noto meda andavano su cantatore la chitarra proprio alle pedire che roba Vinaseiso che è bravo, non teneva giustamente lo sello menore, me da Vinasino, ma i pure pare essere giunto proprio una poesia musicale estratta proprio dalla lega giusta, proprio, non la bizziamo noi spuro, a noi santiamo a tenore, quando separiamo la scroba, vediamo a differenza tra poeta e poetas. Potremmo piare a pare per esempio due poetas tra lo sprumano de gara, forse si è nato in una storia, su Rimondo Pira e su Badore Tucone. Andavano parisi su parco, però proviamo da tenore, ma poi viene andata in chitarra, su Badore Tucone è tosto. Su Rimondo Pira invece parlava più musicale, è una poesia abbastanza complessa, invece su Badore è tosto. E io sto Pantaleo Serra invece tenia proprio un bello modo di scrivere e aggradiata. Hanno cominciato a valorizzare proprio il santatore della chitarra della zona brosta e poi bello bello hanno cominciato il santatore nostro. Poi santo un ballo lestro, quindi un otonario, e questa è una croba meda bella, si intitola Logos Caros, Logos Mios. Io sono un emigrato, e a tutti gli emigrados tenia ganas di tornare a Sardegna e vantava sa terra sua, li mancava. Questa croba è bella che la possono cantare tutti gli emigrati del mondo. A che prima di un giro un anno è stato intanto loro diverso, hanno gente di colore diverso e nada, tutto canto lo sta gradio. Logos che mi hanno incantato che sa menita di solo a popide su coro mi che sono penetrados ma non mi sono restados fissos che i curdositos che mi mostrano sul granitor de sormonter de gaddura e tanto comincia a narrare i teste a terra sua vado un passaggio meda bello uvenada serva che serva ogni viore cresce che ne coltivato oppure un'ada tutto vina sa aurora te ne tinta più bella esa terra mea che solo più bello per cada persona del suo mondo è domo sua e quindi mi aggradia de bolla proporre proprio che siamo in tema di poesia e nulla tenere pazienza grazie. Figlia de chi nusa di mia mamma, possedir de siride sos colores. Lo
logos caro, logos mio, sottorra da bormirare, non podia prosistare, sempre coi boristeri, sempre coi boristeri. Sono stato ventuleri, sempre dai nogacue, sul mondo la poto tue, attraversato quasi, Dai Pechina Bengasi, dai Lima Singapore, gente di ogni colore, a puvi de faeddato, Logos que me han incantado, 15 amenidad tesoro, a povi de su coro, mi que es uno penetrador, Ma non mi sono restado, fisos que curdositos, que mi mutra so granitos, de sor monter de gardura, Sos cubiles esas pasturas de San Menulo Gudoro, sos pastores, sos isoro, abundanciosos armentor, Sos eternos monumentos que han dasado sos gigantes, sas perchas que timorantes, vibri maianas arianas, Sos traguinos al fontana, ríos que han abbas puras, de velenos al mistura, non sindi de sas in mezzo, Fera vecina pizzu, che na per un timore, che servo ogni viore, cresce che ne coltivato, Tutto costa pagatado, tutto costo miro ancora, tutto viene a Aurora, te ne tientas più bellas, En que los asistella, vidos e per luminosa, tutto costar bellas cosas, mi torran a pizzinia, Cando ancora in grado vea, de toccare 15 hermano, monte baddes e pianos, e mirare dai nie, Costò logos que a mie han sempre innamorado, ma como quiso torrado, non pio dos osadio, logos caro. Como quiso torrado, non pio dos osadio, logos caro, logos mio, logos caro, logos mio.
Grazie, a me da Sanno un saluto a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Chiudiamo con Gian Daniele, come si chiama? Muttulongo. Un Muttulongo, a un atterrando mezzo. Allora terminiamo davvero ringraziando Andrea per questi 10 anni di grande impegno, noi abbiamo solo collaborato, capito? Grazie al pubblico che è rimasto sino a quest'ora, attento, interessato. Gian Daniele adesso canta un brano Muttulongo de Cicciu Biga per salutarvi tutti. A un atterrando mezzo, Maramos. Via che c'è il refresco.